Un'aggressione a scopo di rapina con un uomo che entra in questo cimitero, il Camposanto di Saletto di Borgo Veneto, con un coltello a caccia di soldi, è accaduto intorno alle 10:30 di questa mattinata di sole. La vittima è un anziano di 77 anni del posto che, come d'abitudine, era entrato per portare un saluto ai cari defunti e in quel momento era solo all'interno del Camposanto. Forse era seguito, di sicuro dietro di lui è entrato un altro uomo sulla quarantina, parzialmente travisato, mentre la vittima con un annaffiatoio stava portando dell'acqua e fiori deposti sulle tombe. L'uomo gli ha puntato contro il coltello che aveva in mano per rubargli il portafoglio. Il 77enne però ha reagito e per questo è stato sbattuto contro una colonnina finendo a terra dopo essere stato colpito al collo dalla lama. Impossessatosi del portafoglio, il malvivente è fuggito. A terra, malconcio, è stato proprio l'anziano a chiedere aiuto, telefonando al 112 e ai familiari. Un fatto terribile con macchie di sangue e petali per terra, segni ripuliti dopo i rilievi degli investigatori e dei dipendenti del comune. Tra i primi ad arrivare anche il sindaco del paese che rincuora sulla salute dell'anziano. L'anziano ovviamente è in ospedale, lo stanno già curando, stanno già medicando e sembra che la situazione sia meno grave di quello che appariva. Ricoverato in ospedale a Schiavonia, l'anziano è stato trattenuto in osservazione, un episodio su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di Este, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del cimitero che ritraggono il sospetto entrare all'interno e poi fuggire, e raccolto la testimonianza della vittima. Nel frattempo è grande l'amarezza del primo cittadino per un atto violento in un posto di silenzio, ricordo e rispetto. Questa zona, non solo in questo comune, ma un po' nel territorio, su queste cose non sono mai accadute, quindi veramente è una situazione che va fatta una riflessione anche su questo tipo di episodi. Io spero che veramente questa persona venga identificata e paghi come deve pagare, perché non si può minare la serenità anche delle persone che normalmente si recano a salutare i propri cari.